Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dal Palacus di Cagliari. Grazie alle immagini di Francesca Sini per raccontarvi la 25esima e penultima giornata del campionato di Serie B maschile di volley. CUS Cagliari Armundia Virtus Roma in campo, con il CUS Cagliari a caccia della vittoria per blindare il secondo posto, che vorrebbe dire playoff. Dall'altra parte una Virtus Roma che non ha nulla da chiedere alla classifica, ma che vuole comunque concludere bene la stagione. Il primo attacco affidato a Baggio proprio per la formazione romana, risponde il CUS con Marco Cassaro che riesce a sfondare il muro della Virtus. Il primo punto del CUS Cagliari, che torna alla battuta con Marco Sartirani. Riceve il libero Stirpe, l'attacco ancora con Baggio che riesce a pareggiare la partita. Volta la difesa del CUS non è riuscito a contenere il tentativo del numero 9 dell'Armundia Virtus Roma, che adesso manda in battuta il capitano Davide Lancione. C'è la ricezione di Cassaro, palla alzata da Muccione, arriva il muro che manda il pallone però direttamente fuori. Calarco in battuta per la squadra di Simone Amendola. Arriva l'ok per poter ripartire. Diego Azzori e Giovanni Azieni sono i due arbitri designati per questo match. Arriva subito la battuta forte di Calarco, il muro del CUS poi a impedire la risposta alla Virtus. CUS che va sul 3-1, che schiera Alessandro Enna, Marco Cassaro, Riccardo Muccione, Marco Sartinani, Simone Calarco e Michael Menicali. Con il libero adesso Luca Vitali al posto di Sartirani in campo. Arriva l'errore per Calarco, arriva il secondo punto per l'Armundia Virtus Roma, che adesso manda in battuta Federico Marrazzo. Buona ricezione da parte di Cassaro, che poi cerca il diagonale. Salvataggio in bagger di Luca Arielli, non basta. 4-2 per il CUS, abbiamo detto lo starting six del CUS. Armundia Virtus Roma con Marrazzo, Arielli, Baggio, Lancione, Pietro Bone e Stirpe. Adesso in campo il libero va sempre da Luca Baggio, che riesce a trovare il punto del -1. 4-3, prova a rispondere colpo su colpo. Giacomo Macchi completa lo starting six più libero per quanto riguarda l'Armundia Virtus Roma. Si riprende la battuta, no, è arrivata la segnalazione che il punto è per la formazione romana, mandando subito in battuta la squadra di Marco Dassi. Invece è arrivata la segnalazione che il punto è per il CUS, quello del 5-2. Va a Cassaro, ricezione del libero Stirpe, palla alzata per il solito Baggio che piega le mani del muro, palla che si impenna e termina fuori. Stavolta il punto è per l'Armundia Virtus Roma, 5-3.
Servizio direttamente per Baggio, buona la ricezione del Cus che però non riesce ad attaccare. Può riprovare ancora con Baggio dalla seconda linea, esagera il numero 9 dell'Armundia Virtus Roma. 6-3. Michael Menicali adesso al servizio per il Cus. Direttamente sulla rete, altro errore in battuta. 6-4. Il punteggio, questo primo set sempre in favore del Cus Cagliari, reduce dalla vittoria in 4 set sul campo della Lazio Pallavolo. Settima vittoria consecutiva per la squadra di Simone Amendola, che l'ultima gara l'ha persa contro la Schiaccia Sassi San Roque 3-1 proprio qui al Palacus. Attacca Calarco, si salva l'Armundia Virtus Roma, può provare a rispondere e ci prova con Muccione che attacca al secondo tocco ma la manda fuori. 6-5. Adesso il punteggio sempre in favore del Cus Cagliari, che ha 4 punti in più in classifica rispetto alla Colli Albano Genzano terza. In caso di vittoria potrebbe festeggiare già matematicamente oggi il secondo posto. Qui arriva la palla out di Macchi, che aveva esultato come se il pallone fosse caduto in campo. Gli arbitri però dicono che è out. 7-5. Riccardo Muccione al servizio. Cerca l'attacco in diagonale, trova il punto Davide Pietrobuono, resta a contatto l'Armundia Virtus Volley. Invece nello scorso turno ha battuto al tie break Paglianus, che concluderà la propria stagione, il proprio campionato prossimo weekend contro San Roque. Lungo linea provato da Enna, risposta di Marrazzo, palla dentro. 7-7. Punteggio in parità al Palacus per quanto riguarda il primo set. Vede Pietrobuono la battuta. Buona ricezione da parte di Vitali, poi si va da Calarco. Buona la deviazione del muro, si cerca Arielli, poi sotto rete punisce Sartirani e riporta avanti il Cus sull'8-7. Alessandro Enna alla battuta per il Cus Cagliari. Ricezione di Pietrobuono, poi l'attacco di Arielli, ancora a portare i punti all'Armundia Virtus Roma, ancora a ridare la parità. Adesso è proprio il numero 5 classe 2003 a incaricarsi del servizio. Out in battuta per l'Armundia Virtus Roma. Marco Sartirani alla battuta adesso per il Cus Cagliari. Ricezione di Baggio, cercato poi per l'attacco, poi il pallonetto, la legge bene Muccione, si va da Cassaro solo con un palleggio, però attacca invece con tanta potenza Pietrobuono, può rispondere con un altro punto Simone Calarco, trova il più
2 il Cus Cagliari. Sartirani alla battuta, ricezione per l'alzata, il solito Baggio, si va ancora da Calarco, mani fuori del muro, 11-8, ne ha visto abbastanza per ora Marco Dassi e chiama il time out. Torna in campo al Palacus, 11-8 il punteggio di questo primo set in favore del Cus Cagliari. Servizio di Sartirani deviato dal nastro, Mondia Virtus Foglia che cerca il solito Baggio, palla alzata poi dall'altra parte per Cassaro, risposta da parte di Pietro Bono, non riesce a trovare il campo, 18-8. Ora Sartirani in battuta molto velenosa con il bugger, Stirpe deve andare dall'altra parte, pallonetto altrettanto velenoso, questo provato da Cassaro. Pietro Bono stavolta riesce a trovare una deviazione per riportare il pallone per il servizio nella propria metà campo. -3. 12-9 il punteggio, torna in battuta il capitano dell'Armundia Virtus Roma, Davide Lancione. Ricezione di Cassaro, poi si fa da Calarco, ci può riprovare il Cus, stavolta sotto rete Michael Menicali, trova il 13-9, ritrova subito il punto, il cambio palla. Calarco in battuta, tanta potenza, ma è buona la ricezione dell'Armundia Virtus Roma. Ci ritrova Calarco, lungolinea terrificante che vale il 14-9. Cambio per Marco Dassi, dentro Matteo Bernucci al posto di Giacomo Macchi. Calarco al servizio, tanta potenza nella sua battuta che però trova la rete, doppia cifra allora anche per la Virtus Roma. Federico Marrazzo anche per lui, rete in battuta, errore, 15-10. Servizio per Marco Cassaro, l'altro schiacciatore del Cus, in battuta dopo Calarco. Terzo errore consecutivo, sempre sulla rete, complessivo per entrambe le squadre.
Baggio, tanta potenza Maicus con una magia di Muccione che riesce ad alzarla per Michael Menicali sotto rete. Ritrova il 16-11, ritrova il +5. Era proprio Michael Menicali, il capitano del Cus Cagliari, ad andare alla battuta. L'azione del nastro diagonale, poi vincente questo di Davide Pietrobono. Non la legge bene stavolta la difesa del Cus e concede un altro cambio palla. Teo Bernucci preso il posto di Giacomo Macchi, può andare al servizio. Palla che trova malapena la rete e passa sotto. Tanti errori in battuta questa fase di primo set. Riccardo Muccione alla battuta adesso per il Cus. La legge Arielli in ricezione, poi si va da Pietrobono, palla che torna direttamente nella metà campo della Virtus Roma. Ancora una gran difesa del Cus Cagliari e Calarco riesce a trovare in qualche modo il punto numero 18. Buona sul +6 il Cus Cagliari, chiama il secondo timeout Marco Dassi. In campo al Palacus, 18-12 il punteggio in favore del Cus Cagliari. Dopo una fase di tanti errori al servizio da una parte e dall'altra, riuscita ad allungare dal +5 al +6. Marrazzo che la alza per Arielli. 18-13, torna sul -5 l'Armundia Virtus Roma. Davide Pietrobono in battuta. Tanta potenza nella mano del numero 13 Vahenna. 19-13, una gran giocata difensiva di Riccardo Muccione. Alessandro Enna trova un punto importante. Al servizio adesso proprio Enna. Eccezione di Arielli, palla alzata nuovamente per il numero 5. Calarco, Sartirani dicono no con il muro che vale il 20-13 +7, massimo vantaggio Cus Cagliari. Di Arielli, poi palla alzata con Pietrobono che possono andare dall'altra parte in bagger. Allora finisce il Cus Cagliari. Marco Sartirani, 21-13, doppio cambio per l'Armundia Virtus Roma. Fuori Pietrobono, fuori anche Marrazzo, dentro con la 3 Davide Daloia e dentro con la numero 7 Simone Rinaldi. Terzo cambio questo primo set per Marco Dassi.
aveva anche approcciato bene la Munde Virtus Roma. Virtus ha preso il largo, vede adesso vicino il traguardo per quanto riguarda il primo set. Sandro Enna, la ricerca di Stirpe, palla alzata per Rinaldi, appena entrato, firma il punto numero 14. Lucarielli il numero 5 alla battuta sulla rete, film già visto da una parte e dall'altra nel corso di questo primo set. Marco Sartirani per il numero 12 al servizio, eccezione di Baggio, poi palla alzata per lancione sotto rete. Muccione va dal solito Simone Calarco, 23-14, più 9 Cus Cagliari, a meno 2 da quota 25. Ancora Sartirani, eccezione di Stirpe, palla alzata per Rinaldi, ancora il muro del Cus Cagliari a fare la differenza. 10 set point a disposizione per andare sull'1-0 per la squadra di Simone Amendola. Servizio di Sartirani, Baggio in ricezione, palla alzata proprio per il numero 9, arriva il punto numero 25 per il Cus Cagliari, che chiude subito la pratica per quanto riguarda il primo set, 25-14 e 1-0 Cus Cagliari. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta per il secondo set.
nuovamente in diretta al Palacus di Cagliari, il secondo set di CUS Cagliari Armundia Virtus Roma. Si è chiuso sul 25-14 il primo parziale in favore del CUS Cagliari, che adesso riparte con Calarco, Muccione, Sartirani, Enna, il libero Vitale e Cassaro. Poi c'è Michael Menicali pronto a completare la rotazione nello starting six più libero scelto da Amendola per questo inizio di secondo set che inizia con il punto di Sartirani, che cambia invece per quanto riguarda Marco Dassi dell'Armundia Virtus Roma. C'è sempre Marrazzo come palleggiatore, che però non arriva dopo una ricezione non proprio perfetta, regala il 2-0, regala l'ace a Sartirani. C'è Matteo Bernucci con la 11, c'è Luca Baggio con la 9, Davide Pietrobono con la numero 13, Luca Arielli con la numero 5, Davide Lancione con la numero 12 che prende adesso il posto del libero in campo. Nel frattempo è arrivato il primo punto per l'Armundia Virtus Roma con l'errore in battuta di Sartirani. Non sbaglia invece da quella posizione Michael Menicali. 3-1, inizia ad accendersi anche il pubblico del Palacus. Simone Calarco in battuta. Ricezione di Arielli, palla alzata per Baggio, Murato riesce a salvarla Pietrobono e Baggio qui va a rischiare comunque la schiacciata e trova il punto del 3-2. Una palla rischiosa, provare ad affondare, numero 9 andato giù lo stesso, premiato dal campo, premiato dal punteggio. Federico Marrazzo, giocatore maglia numero 1 in battuta, sbaglia però mandando il pallone sulla rete. 4-2, tanti errori nel corso del primo set, tanti palloni da una parte all'altra mandati sulla rete al momento della battuta. Il servizio di Cassaro stavolta, palla out in modo anche abbastanza netto, nonostante le proteste poi dalla panchina e dai giocatori dell'Armundia Virtus Roma. Può andare sempre Marco Cassaro. Ricezione complicata per Stirpe, palla alzata per Pietrobono, trova il punto del -2. Turno di Luca Baggio in battuta. La rete per il 6-3 CUS Cagliari, chiama molto presto il timeout Marco Dassi.
nuovo in campo. Non è iniziato bene il secondo set per l'Armondia Virtus Roma, che ha chiamato il time out. Gli Cagliari che invece dopo un inizio di gara magari non brillantissimo aveva chiuso bene il primo set sul 25-14. Adesso è sul 6-3 per cominciare questo secondo set. Michael Menicali in battuta, tanta potenza. Lucarielli in ricezione, poi va ad attaccare proprio il numero 5. Deve ancora fare i conti però con il muro del Cus Cagliari, l'attacco della Virtus. Michael Menicali può continuare il suo turno in battuta. Out. 7-4. L'errore in battuta del capitano del Cus. Davide Lancione, andare lui al servizio, ricezione di Enna. Muccione va poi proprio dal numero 2 che cerca un lungolinea, si salva la difesa Armondia Virtus Roma, che poi attacca con Arielli, cerca la botta dalla seconda linea. Calarco può provare a rispondere, Pietro Bono con una diagonale che però attraversa in linea d'aria tutta la metà campo del Cus, si spegne direttamente fuori. 8-4, lo Cagliari che va a doppiare adesso l'Armondia Virtus Roma sul tabellone. Riccardo Muccione in battuta. Prova ancora con il diagonale Pietro Bono, la legge la difesa del Cus che prova a contrattaccare, e poi il muro. Ancora il muro, sempre da quella posizione, a non permettere a Lucarielli e compagni di trovare il punto. 9-4 il punteggio, trova il più 5 il Cus con Muccione. Marrazzo in palleggio, ancora da Arielli, ancora il muro. Marrazzo, Arielli, mani out del muro, riuscito dopo una serie di muri Arielli ad avere in qualche modo la meglio, a trovare il punto numero 5, anche se pure in questo caso era stato un buon muro del Cus Cagliari qui. La solita potenza di Pietro Bono in battuta, la legge in ricezione il Cus che contrattacca con Sartirani. Cus che va nuovamente a doppiare l'Armondia Virtus Roma, adesso 10-5, Alessandro Enna nel suo servizio. Ricezione di stirpe, palla alzata da Marrazzo per Pietro Bono, finora però ben contenuto il numero 13. Sfortunato invece Calarco che trova il nastro, palla che si impenna e termina fuori senza alcuna deviazione della squadra romana. Lucarielli al servizio. Buona ricezione di Enna, poi palla alzata per Cassaro, stavolta è il muro dell'Armondia Virtus Roma che si fa sentire. 10-7. Ancora Lucarielli in battuta. Rimanda direttamente dall'altra parte in ricezione e al primo tocco c'è la schiacciata del 10-8.
parziale aperto di 3-0 per la Armundia Virtus Roma, che dal meno 5 adesso è sul meno 2. Ancora Luccarielli in battuta, stavolta sbaglia il numero 5 della Armundia Virtus Roma. 15-8. Servizio per Marco Sartirani con la maglia numero 12 per il CUS, eccezione di Baggio. Poi si va da Bernucci all'out, 12-8. Errore nel tabellone, 11-9. Bernucci che è riuscito a farsi attribuire questo tentativo d'attacco, infatti va proprio lui al servizio. Aspetta la correzione sul tabellone e adesso anche al tavolo per quanto riguarda quest'ultima azione. Tocco che resta ancora fermo per la correzione del referto. Ne approfitta per una sorta di timeout volante Marco Dassi, che ne ha già chiamato 3 nel corso di questa partita, 2 nel primo set, 1 abbastanza presto a inizio secondo set. Arriva l'ok, ora Azzeni dice che si può ripartire, si riparte dall'11-9 sempre per il CUS Cagliari. Matteo Bernucci che dopo il punto ha causato tutti questi problemi e rallentamenti, ovviamente non per colpa sua, è andato adesso alla battuta il muro dell'Armundia, ma anche una gran lettura di Vitali, continua a incrociare il muro il CUS Cagliari, il terzo consecutivo portato dall'Armundia Virtus Roma. Il quarto riesce in qualche modo a bucarlo Simone Calarco. (12-9). Un ottimo lavoro al muro dell'Armundia Virtus Roma. Simone Calarco adesso in battuta è riuscito a sfondare, è riuscito a trovare stavolta sì il punto numero 12 sul tabellone di questo secondo set. Calarco, Arielli in ricezione, palla alzata per Baggio che vuole il pallonetto, e lì dietro però c'è Calarco che la legge, si va da Cassaro. Ancora il muro dell'Armundia, Muccione bravissimo a palleggiare filorete senza commettere invasione. Adesso ci può riprovare Calarco che cerca un lungolinea molto complicato. All'out, 12-10. Non
nel migliore dei modi Calarco. Adesso è il turno di Federico Marrazzo, quanto riguarda la battuta direttamente sulla rete, come già accaduto anche nel suo primo turno al servizio nel corso di questo secondo set. Anche lì l'aveva amata sulla rete. Marco Cassaro adesso al servizio per il CUS Cagliari. Fa scaldare Durante, errore di Cassaro. 13-11. Vediamo se entrerà Andrea Durante. Prosegue la fase di riscaldamento. Finora il CUS non ha effettuato nessun cambio, 3 cambi nel corso del primo set per l'Armonia Virtus Roma, che sembra aver trovato la quadra come starting six in questo secondo set. Baggio trova l'ace che vale il -1. Ancora Baggio, eccezione così di Cassaro, poi il pallonetto di Enna. Che cosa ha salvato la difesa dell'Armonia Virtus Roma. Adesso però deve tornare ad opporsi all'attacco del CUS con Michael Menicali, che nega il pari e anzi riporta sul +2 il CUS. Proprio Michael Menicali in battuta. Interruzione perché il capitano Davide Lanzone della Virtus Roma, visto esatta rotazione, deve eseguire la sua squadra per evitare di regalare ovviamente un punto gratis al CUS, che è già avanti 13-12 nel corso di questo secondo set. Un inizio complicato però di secondo set. Armonia Virtus Roma è lì. Con la battuta di Michael Menicali. Ricezione da dimenticare per Luca Baggio. Colpisce malissimo, palla imprendibile per i compagni. 15-12, ace di Michael Menicali. Solo rete stavolta per la battuta di Menicali. Trova il pallone per la battuta Davide Lancione. Attenzione di Enna, Muccione va proprio dal numero 2 Murato, poi Enna prova a scansarsi ma viene colpito dal pallone. 15-14, -1. Prosegue il turno in battuta per Davide Lancione. Cassaro in ricezione, Muccione la alza per Sartirani, che trova il nuovo +2 del CUS. Muccione in battuta. Marrazzo, palla alzata per il lungolinea
di Davide Pietrobono. Ancora sul -1 l'Armunda Virtus Roma, che non vuole mollare. Match d'andata che fu vinto dall'Armunda Virtus Roma per 3-2. I primi due set li aveva vinto il CUS 25-22 e 25-20. Per arrivata la rimonta della Virtus, non può nulla sull'attacco di Calarco. Ancora a ridare il +2. Alessandro Enna al servizio adesso per il CUS. Questo è un gran ace di Alessandro Enna, 18-15. Stavolta la legge Arielli può ancora attaccare il CUS, che va da Calarco. Marrazzo, qui un bel palleggio per Pietrobono. Comunicazione difensiva del CUS Cagliari, non perfetta in questa azione difensiva. 18-16. Carielli al servizio, in ricezione, palla alzata per Simone Calarco. 19-16, torna sul +3 il CUS Cagliari. Ha trovato anche il +5 nel corso di questo secondo set. Marco Sartinani in battuta. Baggio e poi Marrazzo, palla alzata da Muccione per Menicali. Baggio cerca una rovesciata, abbastanza complicato salvare quel pallone, evitare il 20-16 per quanto riguarda il CUS Cagliari in corso di questo secondo set. Altro time out, ci fermiamo anche noi. Marco Sartinani in battuta, si può tornare a giocare al Palacus. 20-16 il punteggio di questo secondo set, che diventa subito 20-17 con un altro punto firmato da Davide Pietrobono. Timeout che ha funzionato per Marco Dassi, che ripropone il doppio cambio con Davide Daloia, che prende il posto di Bernucci, e Simone Rinaldi invece prende il posto di Federico Marrazzo. Turno in battuta per Davide Daloia. Sezione di Enna, Muccione la alza per Menicali.
Arriva il 20-18, torna sul -2 l'Armundia Virtus Roma. Daloia, ricezione di Cassaro, palla alzata per Calarco, Murato, ci riprova il numero 15, stavolta piega le mani del muro e trova il 21-18. Nuovo cambio per Armundia Virtus Roma, tornano dentro Marrazzo e Pietro Bono. Daloia e Bernucci. Botta terrificante di Calarco che però non trova il campo. Errore che vale il punto del -2 per l'Armundia Virtus Roma, 21-19. Sicuramente più combattuto questo secondo set rispetto a un primo qui l'Armundia Virtus Roma ha mollato troppo facilmente sul finale, per cui ha chiuso sul +11 il Cus. Qui Marrazzo con un miracolo, poi Baggio in bagger, Muccione, palla alzata per Cassaro, Marrazzo la legge, palla alzata per Pietro Bono, diagonale sporcato dal muro, Muccione, si torna da Calarco, ancora il muro dell'Armundia Virtus Roma a contenere l'attacco del numero 15, poi Muccione e Cassaro a completare questo salvataggio. Ancora il tentativo dell'Armundia Virtus Roma, cosa ha salvato la difesa del Cus, palla che sembrava caduta a terra, ancora Vitali e poi Ienna a completare uno scambio che ha del clamoroso. 22-19, protesta dell'Armundia Virtus Roma perché i giocatori che dicono che la palla fosse caduta a terra. Questo salvataggio miracoloso. Fuori Marco Cassaro, dentro Andrea Durante. Stava riscaldando già da diverso tempo il numero 17. Pronto ad entrare ripartire. Ecco, Menicali chiede corretta disposizione in campo. Può andare allora Andrea Durante in battuta. Ancora Baggio a litigare col pallone. 23-19. Per aver un po' pagato lo scambio precedente l'Armundia Virtus Roma. Servizio di Durante, Pietro Bono con il punto del 23-20. Stavolta l'arbitro dice che il pallone è caduto a terra, situazione abbastanza simile a quella che invece in precedenza avevano fatto proseguire gli arbitri, avevano protestato poi i giocatori dell'Armundia Virtus Roma. Può andare Luca Baggio al servizio, sezione di Vitali, palla alzata per Enna, 24-20, ancora Alessandro Enna. Set point in arrivo
decisivo per il CUS, 4 set point a disposizione per Michael Menicali e compagni. Menicali, la ricezione di Stirpe, palla alzata per Arielli, risponde Menicali, palla out, il CUS Cagliari vince anche il secondo set, 25-20 il punteggio, va su 2-0 la squadra di Simone Amendola, altra pausa per noi, poi torniamo in diretta per il terzo set. E se ci fosse una dimensione in cui tutto è più semplice? Immagina adesso di portarla nel tuo universo. Immagina più occasioni per stare vicino a chi ami, anche quando siete lontani. È un nuovo modo per occuparti di tutto senza preoccuparti, che libera più tempo libero, con risposte pratiche alle tue esigenze. Con Immagina Adesso di Generali Italia hai al tuo fianco un partner che viaggia sempre alla tua velocità e ti dà soluzioni per ogni momento di vita e per ogni novità nel tuo mondo. Così puoi dare al tuo percorso la direzione che più ti rappresenta e cambiarla come cambi tu. Scegli ogni giorno la vita che immagini, perché il futuro è già nelle tue mani, adesso. Immagina adesso. Immagina, vivi adesso. Vieni in agenzia per saperne di più. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su generali.it. Immagina con Generali. Il futuro inizia prima. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.
Amici di Directa Sport, siamo tornati in campo per il terzo set di CUS Cagliari Armunda Virtus Roma, la penultima giornata del girone G di Serie B. Abbiamo già la prima in classifica ormai da diverso tempo, vale a dire San Rocco. CUS Cagliari vuole accedere ai playoff di come l'altra sarda del girone, un'altra delle due sarde del girone. Farlo deve passare dal secondo posto che passa da questa partita. Primo punto del terzo set dell'Armunda Virtus Roma. Adesso va al servizio con Federico Marrazzo, Pietro Bono con lancione Arielli, Baggio e Stirpe come libero. Sono i primi 6 per quanto riguarda Marco Dassi, l'Armunda Virtus Roma, che qui sbaglia il servizio. Dall'altra parte pronto Simone Calarco in battuta, c'è il libero Vitali, c'è Enna, c'è Durante confermato quindi al posto di Cassaro nello starting six di questo terzo set. È entrato proprio nel secondo set il numero 17, ci sono Michael Menicali e Muccione. Michael Menicali pronto a subentrare, arriva l'errore, secondo punto per il CUS Cagliari. Violenta di Calarco, ben letta però da Stirpe. Pietro Bono può andare dall'altra parte solo con un bagger, palla alzata per Durante, arriva Stirpe, poi Baggio lungo linea, palla out. 3-1 CUS. Ancora Simone Calarco in battuta. Baggio in ricezione, Marrazzo torna dal numero 9, Enna in qualche modo la salva, poi Durante. È entrato benissimo Andrea Durante anche in questo terzo set, il punto del 4-1. Ripartire ancora Calarco, sezione di Baggio, palla alzata poi per Pietro Bono, opta per il pallonetto, Muccione va da Calarco, deviazione del nastro, questa volta favorisce il numero 15. 5-1 CUS Cagliari, time out immediato Marco Dassi. Nuovamente in campo al Palacus, primo punto di questo terzo set era stato firmato dall'Armunda Virtus Roma, però parziale di 5 punti in fila per il CUS. 5-1. Calarco, Stirpe in ricezione, palla alzata per Pietro Bono, palla che colpisce l'asticella. Durante, ultimo ad aver toccato, e dunque
punto numero 2 di questo terzo set per l'Armundia Virtus Roma. Luca Baggio in battuta. Enna in ricezione, Muccione per Menicali, poi si lotta sotto rete. Palla buona per il Cus che può attaccare con Calarco, trova il muro il numero 15, si va da Durante che trova sia una deviazione, punto numero 6 per il Cus. Tanta potenza per Andrea Durante, la rete però a dire no al numero 17 del Cus. In questo errore al servizio regala il punto numero 3 all'Armundia Virtus Roma. Adesso con Davide Lancioni in battuta. Anche per Lancione, errore al servizio. 7-3 Cus Cagliari. Servizio di Menicali, altro errore, stavolta non a causa della rete. Menicali non trova il campo dal lato opposto, palla out. Davide Pietro Bono in battuta. 7-4 il punteggio. Errore anche per Davide Pietro Bono, quarto errore in fila al servizio per le due squadre. Prova a cambiare trend Riccardo Muccione, numero 10 del Cus Cagliari, adesso in battuta. Palla alzata per Bernucci, cosa ha fatto Durante? Salito sulla panchina per prendere questo pallone e poi è sfortunato Davide Pietro Bono a trovare la rete, ma il punto, almeno da un punto di vista di merito, e di Durante che è andato a prendere un pallone destinato ad uscire. 9-4, tutti infatti vanno a congratularsi con Durante, è andato a prendere un pallone oggettivamente impossibile, un salto sulla panchina per salvarlo, ma è questo che fa la differenza per il Cus Cagliari. Dopo tutto c'è tanto in palio oggi. Marrazzo, l'attacco in diagonale di Arielli, poi prova a rispondere con questo altro diagonale Calarco, provato a dire dentro ma nettamente out il tentativo del numero 15. 9-5, Luca Arielli in battuta, mostrato nei primi due set essere tutto un buon giocatore al servizio, lo dimostra anche con la prima battuta del terzo set. Contrattacco del Cus Cagliari però è micidiale, 10-5 Virtus Roma, doppiata dal Cus Cagliari. Adesso manda Alessandro Enna in battuta. Enna
Buona ricezione da parte di Arielli. Vitali alza un bagger che diventa praticamente un palleggio per Calarco. Adesso il palleggio vero e proprio è del palleggiatore Muccione. Il muro dell'Armudia Virtus Roma contiene però il numero 15, poi il muro del Cus Cagliari manda invece il contrattacco in out. 10-6. Matteo Bernucci in battuta. Palla alzata per Sartirani, la rivuole il numero 12, stavolta la mette giù alla grande per l'11-6. Sartirani ad andare alla battuta. Marrazzo in palleggio per Baggio, il muro del Cus ci può riprovare. Marrazzo, Baggio, stavolta l'asse tra palleggiatore e schiacciatore funziona per l'Armudia Virtus Roma. 15-7. Federico Marrazzo in battuta. Direzione del nastro, Menicali salva, può attaccare Calarco. Palla alzata per Simone Rinaldi. Nuovamente spazio per il numero 7 che però viene murato. Torna Simone Calarco in battuta per il Cus. Cerca Leis lungo linea, palla out. 12-8. Armudia Virtus Roma che prova a restare aggrappata alla partita. Baggio in qualche modo si salva il Cus e poi Calarco ancora con problemi di precisione. Altro errore che vale il 12-9. Resta sempre con 3 punti di vantaggio il Cus, resta sempre avanti. Errore dopo errore. Armudia Virtus Roma sta provando a rientrare. Baggio al servizio. Durante la rimanda direttamente dall'altra parte in ricezione, può allora attaccare Arielli. Buon salvataggio di Enna. Calarco stavolta non sbaglia, non perdona. 13-9. Durante in battuta può contrattaccare il Cus. Calarco, mani fuori del muro. 14-9. Andrea Durante in battuta. Troppo lungo. - 14-10 il punteggio.
Davide Lancione in battuta. Uncione, palla alzata per Enna, Murato. 14-11. Servizio di Lancione, N in ricezione, Menicali la alza per il solito Calarco con l'arbitro che in un primo momento stava indicando il punto al CUSP, si è corretto subito per il 14-12, altro parziale della Virtus Roma. Time out di Simone Amendola. Nuovamente in diretta al Palacus di Cagliari, il terzo set tra CUS Cagliari e Armuglia Virtus Roma, con il punteggio di 14-12 per il CUS Cagliari, diventa subito 15-12 dopo il time out chiamato da Simone Amendola. Cambio per il CUS. Fuori Michael Menicali, dentro Raffaele Delia. Servizio proprio di Delia appena entrato, Marrazzo l'alza in bagher, Rinaldi in Murato. 16-12. Ancora Raffaele Delia dopo l'ennesimo muro del CUS di questa partita. Sta facendo la differenza. Ricezione di Stirpe, pallata a Marrazzo per Rinaldi, capito che non è il caso di sfidare il muro, prova ad alzarla, va decisamente troppo lontano. 17-12 dopo il time out, solo punti CUS Cagliari, e allora adesso riferma la partita Marco Dassi. Torniamo in diretta con il servizio di Raffaele Delia, che ha preso il posto di Michael Menicali. Primo ingresso per lui nella partita, terzo servizio, però sbaglia dopo il time out. 17-13. Ha chiamato il time out Simone Amendola in un momento di difficoltà del CUS, che è sempre stato in controllo in tutti i set del punteggio. Parziale aperto sul 17-12. Arriva l'errore
di Delia, arriva l'eroe anche di Simone Rinaldi che ridà il +5 al Cus. Fuori Rinaldi, dentro nuovamente Arielli, ma Muccione alla battuta, una sorta di pallonetto molto velenoso. Attenzione a Sartirani, Bernucci, un palleggio all'indietro, si salva l'Armonia Virtus Roma. Il Cus può costruire un buon attacco e se l'attacco è buono si va da Simone Calarco che firma il 19-13. Per il Cus, cerca l'attacco al secondo tocco Federico Marrazzo, trova il punto numero 14 di questo terzo set. Arielli, ricezione di Durante, palla alzata per Sartirani, buona difesa di Arielli, poi Baggio riesce a sfondare il muro del Cus. 19-15, corce sul -4 la squadra di Marco Dassi che ha già speso entrambi i suoi time out del set. Durante in ricezione, palla alzata e il Cus in qualche modo riesce a salvarsi, poi si va da Baggio, stavolta non può nulla Muccione, non può nulla Durante. 19-16, miracolo al Cus non è bastato, quindi Virtus Roma ha continuato a lottare, adesso almeno 6 e sul -3. Motivo per cui chiama un altro time out Simone Amendola. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Nuovamente in diretta l'Armonia Virtus Roma cerca la rimonta, giocato sul -3. Luca Arielli al servizio, Vitali, Muccione per Calarco, attacco perfetto del Cus, 20-16. Alessandro N in battuta per il Cus, ricezione di Stirpe, Marrazzo l'alza per Bernucci, il muro a fare la differenza, poi sotto rete ribadisce Marco Sartirani.
altro servizio di Enna, eccezione che manda il pallone direttamente fuori. Ace di Enna, 22-16. Servizio di Enna, stavolta ricezione buona di Baggio, si va da Pietro Bono, Enna con una gran difesa, poi Durante, 23-16, Cruz Cagliari ad un passo dalla vittoria del terzo set, ad un passo davvero uno successo che vorrebbe dire playoff. Cambia il libero mister Amendola, dentro Daniele Amendola al posto di Luca Vitali. Errore però di Enna quanto riguarda la battuta, svuota o quasi la panchina Marco Dassi. Torna in campo Davide Daloia, fuori Bernucci, fuori anche Marrazzo. E dentro Andrea Venanzi. Primo ingresso per lui in questa partita. Eccezione proprio di Amendola, palla alzata per Calarco, 24-17, match point in arrivo per il CUS. Panchina si inizia già a festeggiare, serve ancora un punto alla squadra di Simone Amendola. Marco Sartirani in battuta, anche il pubblico tutto ad aspettare il punto vittoria, il punto che vorrebbe dire secondo posto e playoff. Si va da Pietro Bono, fuori, è finita, il CUS Cagliari vince 25-17 in terzo set, vince 3-0 la partita. Per una giornata d'anticipo è matematicamente secondo, con una giornata d'anticipo guadagna l'accesso ai playoff, scoppia la festa in campo, due squadre sarde ai playoff di questa Serie B maschile di pallavolo, San Rocco come prima, CUS Cagliari come seconda. Si è dimostrata implacabile la squadra di Simone Amendola al Palacus, 3-0, un altro successo, l'8º consecutivo in campionato. Ma una giornata dalla fine, vale i playoff. Io ringrazio Francesca Sini per le immagini, da Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata con Diretta Sport.